raggiungerete per la prima volta qualcosa di inafferrabile e segreto, cioè il cuore delle persone. Essere una fata Enchantix è fantastico, ma diventare una Winx Believix sarà più bello. Con i nuovi poteri potremo aiutare gli altri più di quanto non abbiamo mai fatto. Il Believix vi darà energie nuove per affrontare pericoli e avversari. Inoltre vi fornirà degli strumenti per curare chi ne ha bisogno. Ma ogni cosa ha il suo tempo e quando arriverà il tempo del Believix, i suoi segreti. Nel frattempo però leggete. Sono solo dei semplici quadri. Ecco i nemici della dimensione magica. Le Antenate, le Trix, Lord Arkar, Baltor, i tuoi avversari ci sono tutti. Ma ci sono anche figure dimenticate e minacce che forse un giorno attraverseranno la tua strada. Sono tantissimi. Sono le ombre di Magix ed è contro di loro che una fata deve saper far brillare più forte la propria luce. E qui dietro che cosa c'è? No! Loro... Nessuno, Bloom. Chi sono questi? Nessuno. Andiamo adesso, non facciamo aspettare le tue compagne. Dovete riposare, domani iniziano le vostre lezioni. Nervose? Terribilmente. Forse ho qui qualcosa che potrà darvi coraggio. Mi sentite, ragazzi? Ciao, principesse. Ma sono proprio loro. Esatto, sono gli specialisti. Potrei dire in carne e ossa, ma sarebbe una definizione imprecisa. È una proiezione tridisensoriale ad alta definizione. Il MagiWeb di Magix fa meraviglie. Amore mio, scusami, non volevo. Mi manchi tanto, Nabu. Anche tu, tesoro. Ti vedo bene, Musa. Anch'io, ma ti avrei visto meglio se fossi stato qui di persona. Ci sarebbe piaciuto essere lì a fare il tifo per voi, ma Codatorta ci ha incastrati con delle esercitazioni a sorpresa. Dov'è Sky? È nascosto da qualche parte qui intorno e adesso salterà fuori, giusto? Lui va matto per queste entrate in scena. Non stavolta, Bloom. Mi dispiace, però ha lasciato un messaggio per te. Te lo sta inviando in questo momento. Un messaggio per me. Ciao, Bloom.